Buona serata a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. In Ateneo quest'anno abbiamo voluto dedicare un ciclo a San Francesco che abbiamo denominato Francesco 800 per appunto ricordare, come è noto, gli 800 anni dalla morte del santo. Abbiamo avuto un primo incontro con Stefano Mancuso che ha dato una, come dire, lettura scientifica che però collimava perfettamente con quella religiosa del cantico. Abbiamo ospitato l'attore Cristicchi che ha portato al Goldoni uno spettacolo appunto su San Francesco e non vorrei dire chiudiamo, perché spero che nel corso dell'anno ci siano altri incontri, ma per ora abbiamo stabilito questi, e questo è il terzo e allo stato l'ultimo degli incontri dedicati a San Francesco. E chiudiamo alla grandissima, perché la nostra idea iniziale era quella di declinare San Francesco, se mi permettete un po', in salsa veneziana, perché San Francesco è un'enormità. E quindi avevamo pensato di declinarlo appunto per la sua presenza veneziana, e infatti mi ero interfacciata con i frati di San Francesco del Deserto e San Francesco della Vigna anche per consultarmi. Oggi abbiamo questo libro che io ho visto solo online, adesso lo vedrò cartaceo, che è sostanzialmente, ma poi verrà spiegato, una guida sui luoghi di San Francesco. Sappiamo che da tradizione si dice che il santo sia stato a Venezia, ma devo dire che ci sia stato o che non ci sia stato, forse poco ci interessa, perché quello che è importante è quello che del messaggio di San Francesco è rimasto a Venezia, tramite i suoi, come dire, i frati, i laici, i luoghi, le piere, come si suol dire qui a Venezia, che testimoniano la sua presenza. E questo libro ne dà conto con un rigore scientifico, perché è un libro che, come dire, ha un rigore scientifico nell'individuare questi luoghi, non solo quelli che si vedono, ma anche quelli che non si vedono e anche quelli che si potrebbero vedere ma non si possono vedere, tutti, come dire, mappati in maniera diversa. E dicevo, un discorso dei luoghi ma anche un percorso spirituale. E quindi è bello mettere insieme, come dire, i due percorsi, quello artistico e quello spirituale, che, come ho detto prima, quello scientifico e quello spirituale non collidono, si intersecano, si parlano l'uno con l'altro e contribuiscono, se ce ne fosse la necessità, che non ci credo ci sia, a eternare ancora di più il messaggio di questo uomo stupefacente che è stato Francesco. Con molto piacere do la parola al nostro moderatore, che è Fra Carlo Cavallari, frate minore della provincia di Sant'Antonio del Nord Italia e guardiano del convento di San Francesco del Deserto a Venezia. Ecco, chissà se San Francesco è andato a San Francesco del Deserto, ma anche se non c'è andato, lì si respira assolutamente un'aria francescana. E sarà poi il nostro coordinatore e moderatore che introdurrà le nostre relatrici, quindi lascio volentieri la parola a Fra Carlo Cavallari. Grazie per la tua presenza qui. Allora, grazie a tutti voi di essere qua oggi, grazie a Antonella e all'Ateneo Veneto che ci accoglie in una sede così prestigiosa. Io sono qui a nome di tutti gli altri frati, delle nostre comunità francescane e di tutto il comitato
che è nato circa un anno fa e che insomma si dà da fare, ecco, per animare questo centenario e condividere come dire, tante iniziative e aspetti della vita di Francesco. Io non sono solito, ecco, in questi ambienti, quindi come dire, vi chiedo anche un po' di pazienza se, ecco, mi sono fatto degli appunti per anche stare nella tempistica. E quindi ecco, credo che dopo anche loro mi aiuteranno nei ringraziamenti e vogliamo ringraziare veramente tante persone, come dicevamo l'Ateneo, ma anche tutti coloro che ci hanno sostenuti, Marciano Press, ecco anche la BCC. Ecco, abbiamo qui, penso sia Antonio Zambon, ecco, lo ringraziamo anche della sua presenza, grazie di cuore a tutti e veramente... ecco, oggi siamo qui per presentare un libro, per presentare questo libro che è oserei dire un tassello, è un tassello di un mosaico di bellezza, di un mosaico francescano che si dipanerà un po' in tanti appuntamenti, in tante iniziative che poi potrete, ecco, anche trovare nei vari siti. Ecco, è un appuntamento, è il primo appuntamento di quest'anno e questo libro è un modo per celebrare gli 800 anni della morte di Francesco. È uno dei modi, perché è forse una domanda che ci siamo anche un po' posti quando abbiamo iniziato il nostro cammino, direi di fraternità, perché già uno dei doni belli del cammino delle iniziative è proprio di mettere insieme le comunità dei frati e dei laici appassionati di Francesco. Ecco, la domanda è come celebrare Francesco, come celebrare la sua morte. E voglio iniziare da un piccolo aneddoto, un racconto di, insomma, un episodio dei giorni scorsi, quando pensavo a questo nostro incontro in cui mi ero messaggiato con frate Francesco Ielpo, che è un nostro frate, sapete, custode di Terra Santa, e mi raccontava un po' che cosa stanno vivendo in Terra Santa, in questo tempo di guerra e di tensione. No? Non vi nascondo che io ero seduto su una panchina lì al deserto dopo cena, guardando questa meravigliosa laguna, e mi chiedevo, ma io che cosa ci faccio qui? Che senso ha quello che noi stiamo facendo adesso quando alcuni nostri fratelli stanno vivendo tutto questo? Quale chiamata per noi francescani e come celebrare Francesco oggi? È un po' con queste domande ecco, è nata un po' un'idea, no? Celebrare la morte, celebrare il transito di Francesco è celebrare una vita donata. Quella di Francesco e quella nostra, e noi che qua, ecco, ci occupiamo di cura e di bellezza in una città come Venezia, in un contesto come questo, noi siamo chiamati a quello, mentre altri confratelli vivono tensione, disagio e brutalità. E mi sono detto che anche per loro, anche per tutta quella gente, per tutti i cristiani, per tutte quelle persone, siamo chiamati a coltivare la bellezza. Quella bellezza che salverà il mondo. Ecco, come francescani qui a Venezia siamo responsabili di coltivare questa bellezza, che credo che sia anche una grande forma di speranza, e non lo facciamo solo per noi, lo facciamo con questo orizzonte aperto. E allora è così che mi sono reso conto che questo libro è un ponte, è un ponte. E vi invitiamo, poi appunto Linda e Esther ci aiuteranno a entrare di più, vi invitiamo a viverlo così, come uno strumento, come un passaggio. Poi guardando la copertina che potrete ammirare, ecco, ho ritrovato esattamente questa immagine che era nata in me, l'ho ritrovata nella copertina. Ecco, e credo che questo testo sia veramente un ponte che ci permette di attraversare lo spazio, un ponte gettato nello spazio, quindi un ponte che unisce i sestieri della nostra città, che unisce le isole della laguna e forse ci unisce anche veramente con la Terra Santa, che sapete è il luogo da cui Francesco è partito prima di arrivare a Venezia. E quindi ci riallaccia, getta un ponte anche sul tempo, perché ci ricollega con l'esperienza di Francesco, come diceva Antonella, che è passato di qui anche in tutta l'indeterminatezza di questo passaggio, ma ci collega con tutta una storia francescana che ha attraversato i secoli e che ci porta a essere qua oggi. Perché credo che questa esperienza francescana che è sfiorita su queste isole e in questo territorio così fragile, in questa città così bella e così fragile, che veramente ci chiede cura. Ecco,
Questa esperienza, l'esperienza francescana non è un'esperienza del passato, ma è uno strumento per vivere l'oggi. Nella conferenza stampa che ha iniziato un po' queste nostre iniziative, Davide Rondoni ci ricordava Francesco un'esplosione di vita. Questo non è solo un testo che ci racconta storia del passato, ma ci chiede e ci invita a fare un'esperienza nell'oggi, in questa nostra vita, tessendo fraternità. Francesco oltretutto ci accompagna, ecco, anche nelle pagine del libro, grazie all'intervento agli scritti di frate Francesco Daniel, il guardiano del Redentore, che oggi non ha potuto essere qua, a cui credo dobbiamo un grandissimo grazie, ecco, credo un po' tutto il nostro gruppo di lavoro, ma un po' tutti noi veramente per come si è speso e si sta spendendo anche per queste iniziative, quindi è doveroso. E Francesco ha proprio scandito, ecco, i capitoli, i sestieri del libro nella mappa della vita di Francesco, quindi sottolineando alcuni elementi fondamentali della sua vita. Quindi, come anche nell'introduzione ci dice, come ci ricordava Antonella, questo libro non è solo un libro turistico, una guida turistica, e vedremo poi come lo è, ma proprio un'occasione per conoscere Francesco. E quindi questo è anche un po' l'augurio che vi facciamo, che possiate vivere questa esperienza, riscoprire Francesco. Io passo la parola però alle nostre protagonisti, alle nostre relatrici, in particolare cominciamo da Linda, che da subito ringraziamo, ci racconterà poi anche un po' la genesi di questo libro, e allora chiediamo proprio a lei, che un po' l'ha partorito, se posso usare questa parola, come è strutturato il libro, se ce lo vuoi un po' presentare. Beh, intanto grazie a tutti di essere qui, numerosi, è una bella emozione, devo dire. E sì, ringrazio ovviamente l'Ateneo Veneto, Antonella Magaraggia, e nuovamente il Comitato, perché sta facendo veramente un grandissimo lavoro per questo importante anno francescano. E ecco, allora partiamo proprio, voglio presentarvi un po' la guida in generale, ma soprattutto l'idea alla base, ovvero da cosa è nata questa guida? Mi sono chiesta cosa resta oggi della presenza francescana a Venezia? Proprio una domanda che mi è sorta, anche semplicemente andando in giro per la città, vivendo i luoghi francescani, quelli che magari tutti noi conosciamo, no? Però ho detto, magari c'è anche altro, c'è stato altro, c'è traccia di altro, ecco. Proprio anche per conoscere una Venezia diversa, perché magari passiamo in certe calli, non notiamo certe tracce, non notiamo certe cose, quindi era un po' anche un mappare ciò che possiamo incontrare di francescano a Venezia. E quindi l'idea, perché una guida sui luoghi francescani, appunto, una Venezia diversa, volevo unire storia, arte ovviamente e spiritualità, perché le tre cose lo potrete scoprire attraverso appunto lo strumento, perché io lo chiamo anche uno strumento, no? Perché anche il fatto di tenerlo poi per le mani e andare in giro per la città, no? Curiosità, perché quello che muove le persone secondo me è sempre la curiosità di scoprire nuovi luoghi, nuovi angoli, e andare un po' oltre i soliti giri, no? Venezia a volte ricade un po', come dire, semplicemente nel presentarsi come una città turistica. Lo è, però, come sappiamo, si può andare oltre. Quindi creare proprio un'esperienza. Quello che io volevo creare non è solo una descrizione di edifici, ma un modo anche diverso di vedere la città, di guardare la città. Partiamo proprio dalla struttura. I capitoli sono appunto suddivisi per sestieri,
c'è una mappa iniziale del sestiere con una leggenda, perché quello che ci premeva era anche far capire quali luoghi sono esistenti e visitabili, che sono segnati in verde, quelli non visitabili ma esistenti, sia del tutto o parzialmente, segnati in blu. Poi ci sono quelli rossi che non sono più esistenti, e le rappresentazioni esterne. Alla fine, sì, insomma, ovviamente ci sono le descrizioni storiche dei siti che volevano essere chiare, non troppo lunghe, ma ovviamente allo stesso tempo approfondite, proprio per narrare la storia e le origini dei singoli siti. Alla fine di ogni capitolo c'è appunto un approfondimento storico-artistico di cui dopo Esther ci parlerà, quindi sono state scelte delle opere d'arte proprio per, anche in questo caso, ricreare un'esperienza, no, attraverso l'arte, ma dopo ci parlerà meglio Esther. E appunto l'approfondimento di cui ci parlava Fra Carlo, che è spirituale francescano. Il senso è quello anche poi di aguzzare la vista proprio attraverso queste rappresentazioni esterne che spesso sono nascoste magari in calli meno conosciute, o che passiamo magari anche con fretta e non ci accorgiamo di queste piccole presenze. E alla fine della guida anche degli apparati più utili per le visite ai siti e ulteriori approfondimenti, per esempio anche sulla cronologia della vita di San Francesco e per esempio anche gli scritti di San Francesco. Quindi è proprio un modo anche per conoscere di più questo santo. Gli obiettivi, allora, appunto, come dicevo, ovviamente è quello, uno degli obiettivi è percorrere una Venezia meno conosciuta, perché quello che mi piace è proprio andare oltre, cercare di incuriosire, ma soprattutto fermarsi e osservare, perché ciò che appunto un'altra cosa magari che caratterizza Venezia è quella di vedere come dire, dei percorsi veloci, le persone che fanno dei percorsi veloci, no? Ma in questo caso è molto diverso. Sono compresi delle zone di Venezia meno frequentate, quindi questo è un'occasione anche proprio per fermarsi, fare un'esperienza in questo senso. Trasmettere ovviamente la spiritualità francescana attraverso la storia e l'arte, perché proprio per vivere la città in modo diverso e portare l'attenzione verso questi dettagli che solitamente sono ignorati. E proprio per questo io ho voluto portare qualche esempio che troverete anche nel libro, proprio queste tracce esterne che riguardano San Francesco ma anche Santa Chiara, perché va sottolineato che nel volume ci sono anche appunto i luoghi che sono stati caratterizzati dalla presenza femminile del ramo francescano, quindi anche Santa Chiara, i conventi che purtroppo, i monasteri che purtroppo non esistono più perché sono stati quelli più diciamo chiusi o trasformati, quelli del ramo femminile, però ecco mi sembrava giusto comprendere anche quelli, perché come sappiamo, insomma, la storia di Francesco è ovviamente estremamente legata a quella di Chiara, e il contrario, perché insomma ovviamente si sono influenzati molto a vicenda, quindi era importante secondo me valorizzare anche la figura di Santa Chiara. Con questo, ecco, vi presento alcune di queste tracce. Questa per esempio si trova proprio in Strada Nuova, ecco una di quelle strade, perché si chiama comunque vie di Venezia, che sono tra le più caotiche, no? Però alzando un po' lo sguardo potrete scoprire anche in queste, diciamo, vie un po' più caotiche anche certi elementi interessanti. E qui appunto si può notare un San Francesco
Lo riconosciamo ovviamente dal saio, perché ha proprio l'abito francescano, la croce in mano, che di solito appunto segnala il fondatore dell'ordine. E in maniera anche molto leggera possiamo notare una delle stimmate sulla mano sinistra. E come sappiamo appunto San Francesco ha ricevuto le stimmate. Altri due che a me piacciono molto. Sempre a Cannareggio, nella chiesa sul portale laterale della Chiesa dei Miracoli, sono presenti questi due tondi. A sinistra vediamo San Francesco, mentre riceve le stimmate in ginocchio, classica posizione in cui viene rappresentato Francesco, e poi sullo sfondo un paesaggio montuoso, no, che ricorda ovviamente il Monte della Verna, dove lui ha ricevuto le stimmate. E poi appunto ovviamente Frate Leone, che si narra fosse presente. E invece a destra vediamo Chiara, raffigurata in piedi, inserita in un paesaggio anche lei naturale, perché vediamo rocce, vediamo un albero, insomma, però appunto in piedi e con una chiesa sullo sfondo, e anche la santa tiene appunto in questo caso in mano un libro che probabilmente potrebbe essere la regola. Altre due tracce, qui siamo invece a San Polo, in quelle callette tra la pescheria e il ponte di Rialto, diciamo anche in cui a volte ci si perde un po', no? Inseriti attualmente a fianco ad abitazioni o altro, ecco. A sinistra c'è San Francesco, questo appunto anche in questo caso lo riconosciamo perché ha l'abito, ha il cingolo con i 3 nodi, alla croce, anche in questo caso, il libro, e vediamo 2 lettere scolpite, S e F, che ovviamente stanno per San Francesco. A destra invece c'è Santa Chiara, e questo tra l'altro è molto difficile da trovare, ma non perché sia nascosto, ma perché è immerso nel contesto di un bar. E quindi sappiamo che la pescheria è luogo di ritrovi, quindi spesso attorno a lei c'è molta confusione, però appunto si può, è proprio in campo della pescheria, in quel bar che fa angolo. E appunto anche lei è rappresentata a figura intera, con la croce, il libro della regola, e anche lei insomma con la croce in quanto anche fondatrice del ramo femminile, no? Queste qua si potrebbe dire che siano le tipiche tracce, le tipiche rilievi che segnalavano magari la presenza di scuolette o di confraternite legate al santo o alla santa. Anche questa molto interessante, in cui appunto vediamo nuovamente San Francesco che riceve le stimmate. Qui siamo a Dorsoduro, fondamenta Barbarigo, e anche qui allora è visibile, purtroppo molte sono rovinate, ovviamente essendo esterne, però in questo caso proprio vediamo la stessa scena, no? Dove vediamo questo paesaggio montuoso, San Francesco inginocchiato mentre sta appunto ricevendo il miracolo, con il saio, con l'aureola, e poi il serafino che appunto è anche ben, si nota bene. Qui in questo caso invece è un rilievo un bassorilievo che segnalava la presenza delle pizzochere, ovvero le terziarie francescane. Ce ne sono insomma altri 2 o 3, poi in caso le vedrete nel libro, però ecco, è proprio interessante questo perché lì segnalava la presenza, la sede dove queste donne si riunivano e decidevano di seguire la vita di stampo francescano, no? E quindi trovo anche questo molto interessante. Ecco,
Qui invece è un po' per segnalare, ho messo scoperta tra virgolette perché il senso è che questi luoghi magari sono stati studiati, eccetera, però è interessante proprio vedere la grande quantità di siti, sono 40, più le rappresentazioni esterne. E questo insomma è anche interessante perché magari uno si chiede come mai, anche ovviamente nelle isolette che alcune sono appunto visitabili, altre no, però di cui rimane proprio una traccia. Come mai? Il bisogno di assistenza spirituale, sicuramente, perché è una città, Venezia, che è stata comunque attraversata da pellegrini, dai mercanti, con esigenze anche molto diverse, insomma. Quindi si potrebbe dire anche che c'era un forte bisogno di assistenza spirituale, no? E i francescani molto probabilmente, anzi sicuramente, rispondevano a questo bisogno, perché insomma, è l'ordine che di più fra tutti si inseriva tra le persone. E questo lo segnala proprio la grande quantità di siti. Appunto, quello che poi diventano, cioè si può proprio dire che i francescani diventano parte integrante della vita veneziana. Ma i francescani erano anche molto vicini ai nobili, non solo alle persone, no, ai bisognosi, ma perché? Perché se pensi, poi anche questo è tutto segnato nel libro, perché si fa anche un'introduzione storica per capire quando sono arrivati, come, in che modalità, soprattutto all'inizio, no? Perché non dobbiamo pensare subito a questi conventi, no, giganti. All'inizio erano questi, conoscendo la storia, no, anche di Francesco, questo gruppo di frati che si riunivano, magari pochi, in povertà, e non avevano delle sedi, non avevano un luogo che si può chiamare ora come si può chiamare ora convento, ma erano magari ospitati, per esempio, dai nobili. Il caso appunto degli Iziani, oppure insomma abbiamo tanti altri esempi di nobili che in cambio appunto ospitavano questi frati che avevano bisogno sia di un tetto sia di altro tipo di sussistenza, appunto loro poi chiedevano assistenza spirituale. Quindi è proprio anche spesso nato da uno scambio tra laici e frati. Questo è un rapporto che poi è rimasto nel tempo. Ovviamente anche il fatto che Venezia fosse un porto di partenza per la Terra Santa sicuramente ha influito, perché appunto, come è già stato detto, poi insomma le unioni con l'Oriente e i francescani è ancora tuttora molto, molto importante la loro presenza là, quindi da questo subito Venezia risultava essenziale, ecco. I valori francescani sicuramente si integravano bene anche con tipologie di scuole o confraternite, soprattutto quelle magari assistenziali. La cultura, la spiritualità francescana si integrava anche con magari l'ambiente culturale proprio e artistico veneziano, e appunto come sì, la devozione privata poi ecco, si è sviluppata in questo modo grazie ai francescani stessi. Il grande numero, sì, quello che volevo sottolineare prima di dare la parola a Esther è che comunque sono segnalati ovviamente le grandi chiese, le chiese più piccole, le scuole, le confraternite, e appunto tutto ciò, diciamo, la maggioranza di quello che aveva a che fare con i francescani. E questo, cioè, proprio questa grande quantità racconta profondamente quanto il francescanesimo sia entrato nella struttura proprio sociale, urbana, culturale, spirituale della città. Ecco. Grazie.
Grazie di cuore a Linda, che non vi nascondo è intrigante in questo testo, perché mi rendo conto che io, come alcuni altri fratelli anche qua presenti, siamo foresti e magari siamo anche da poco a Venezia, quindi sarà anche per noi veramente una grande occasione, e ringraziamo ancora di questo lavoro per riscoprire e riappropriarci un po' anche della nostra identità, che scopriamo, ecco, è così radicata e capillare. Perché appunto se la nostra Linda ci ha accompagnato, ecco, per la città, per i suoi sestieri, ci ha fatto già così con la mente camminare per le calli, ci ha fatto visitare, no, vedere le chiese, abbiamo scoperto tante tracce che sono disseminate nella città, quindi abbiamo fatto un po' un giro, direi, all'esterno. Adesso chiediamo a Esther che ci accompagni, no, verso l'interno, a entrare a volte in questi siti, queste chiese che custodivano delle grandi opere d'arte, delle pale d'altare, delle tele stupefacenti, che appunto ci dicono anche quanto i frati, sicuramente anche aiutati e sostenuti da laici e dalle istituzioni che Linda ci diceva, insomma, siano stati anche dei grandi committenti. E quindi chiediamo a Esther, ecco, la ringraziamo già anche delle opere che già, non solo di quello che ci condivide adesso, ma perché ha fatto tutto un lavoro anche di scelta, di selezione e di trovare su che cosa valeva la pena accompagnarci. E la ringraziamo già da subito. Grazie. Bene, buonasera a tutti, grazie. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti della vostra numerosa presenza, è sempre sorprendente, ma ovviamente non è colpa nostra, è Francesco che è al centro di questa pubblicazione, che sicuramente, essendo un santo così amato, così attuale, anche così stratificato, perché ognuno ha in testa un suo Francesco, partiamo da questo presupposto. Francesco ha intercettato molti mondi, molte dimensioni, ed è tuttora un santo amatissimo. La vostra presenza, secondo me, lo dimostra. Allora, quando faccio una piccola premessa, quando si è costituito questo comitato che, come diceva Fra Carlo, ha lavorato e sta lavorando molto bene, alla fine di questo incontro vi diremo anche un po' di iniziative oltre al libro che sta promuovendo, e Linda è venuta con questa ricerca molto promettente, perché insomma lei era da un po' di tempo che lavorava, proprio incuriosita, no, dalle domande che vi ha espresso prima, su questa Venezia sorprendentemente francescana, perché effettivamente Venezia non è proprio la città che più associeremo a Francesco. Noi, se pensiamo ai santi veneziani, pensiamo a Marco, ovviamente, pensiamo anche a Sant'Alvise, no? Che è un santo che lascia anche nella toponomastica, nell'utilizzo di questo nome così frequente a Venezia, più tracce. Pensiamo a San Teodoro, insomma ci sono, pensiamo anche a Santa Caterina d'Alessandria, così tanto rappresentata nei dipinti veneziani. Pensiamo a San Nicolò di Bari, no? Che troviamo nei primi mosaici di Domenico Silvio nel presbiterio di San Marco, e così venerato tanto da addirittura da avere una cappella in Palazzo Ducale, no? Quindi insomma c'erano santi più associabili a Venezia. Eppure la cosa interessante è che Linda ha fatto venire fuori proprio questa Venezia francescana, con questi sorprendentemente 40 siti veramente impressionanti, non tutti originati dai francescani, ma dove i francescani hanno transitato, hanno lasciato una loro traccia. Bene, all'inizio, perché la genesi dei libri è sempre così, all'inizio quello che ci ha presentato Linda era un elenco di siti, molto interessante, già di per sé interessante, però lì andava capito come da questo elenco di siti far uscire un libro, e lì c'è stata tutta una genesi di questo volume che insomma ha avuto molti scambi, è stato un po' un lavoro d'equipe, potremmo dire così, e poi pensando a come organizzarlo, allora lo dividiamo in sestieri, deve diventare un volume di approfondimento, ma anche qualcosa da tenere in mano, come diceva Linda, no? Per accompagnare il visitatore, io direi anche pellegrino, no? Alla scoperta di questi siti. Bene, abbiamo detto come lo organizziamo e soprattutto di che approfondimenti lo andiamo ad arricchire, perché volendo fare un'esperienza, come ha detto Linda, l'idea, noi abbiamo proprio immaginato, no? un viaggiatore ideale che avesse in mano questo volume. Bene, lo prende, parte
dalla stazione, da Piazzale Roma, perché solitamente questo l'approda a Venezia, almeno attualmente, e lì comincia a girare per i sestieri, e immaginiamo che, ad esempio, arrivi a San Giobbe, questo importantissimo sito di minori francescani, e si metta lì, si sieda, si goda la chiesa, si goda il campo, si goda questa Venezia anche un pochettino più fuori, diciamo, dai circuiti turistici normali e più battuti, e si metta lì a leggere, perché no, un approfondimento spirituale, no? Che è un po' quello che ha proposto Fra Francesco, prendendosi il suo tempo, dedicandosi anche uno spazio di coltivazione di spiritualità, di interiorità, per cominciare a riscoprire questi siti con gli occhi di Francesco, perché questa è un po' la nostra ambizione, no? Farli riscoprire, far risuonare questa ricchissima bellezza di questi siti attraverso gli occhi del santo fondatore. E allora lì gli approfondimenti spirituali e lì anche le parole di Francesco, perché qui troverete anche citazioni delle fonti francescane, no? Quindi abbiamo voluto proprio arricchire il volume con queste parole, con le ipsissima verba, no, di Francesco, per dire come Francesco potesse approcciarsi, no, a questa dimensione più spirituale. Bene, a fianco di questo approfondimento spirituale, io nello specifico sono una storica dell'arte, mi sono occupata dell'approfondimento da un punto di vista più iconografico e più iconologico, quindi molto attento all'aspetto contenutistico e quindi anche teologico, biblico, devozionale, spirituale, di queste opere d'arte che troviamo all'interno di ciascun, o che trovavamo all'interno di ciascuno dei siti più importanti che stanno nei vari sestieri in cui è divisa la guida. Quindi 6 opere che corredano i 6 capitoli in cui è diviso il volume e che, guardate, diventano importanti soprattutto se andiamo in radice rispetto alla spiritualità, all'esperienza e anche al pensiero francescano. Perché se ci pensate, anche per Francesco la dimensione estetica è una dimensione fondamentale. Provate a pensare a quello stupendo ciclo di Giotto che decora la Basilica Superiore d'Assisi. Bene, se pensate ai primi 7 settori del ciclo, sono 28, come il mese lunare. La luna è il simbolo della Chiesa, quindi l'esperienza francescana come quasi una rivitalizzazione, diciamo, ecclesiale dall'interno. Bene, i primi 7 parlano della conversione di Francesco e questa conversione è molto interessante, avviene, io vorrei proprio dire così, per via estetica. Come tutti i santi, i grandi santi, Francesco coltiva la filocalia, che è l'amore per il bello, che è anche amore per la bellezza artistica. Pensate ad esempio a quando Francesco, ancora giovane, con questo cuore molto inquieto, viene liberato da quell'anno di prigionia e passa, che lui passa appunto, scusate il gioco di parole, a Perugia, dopo aver combattuto, no? Sapete che cade prigioniero, e poi torna ad Assisi e lì già malato, perché era stato un anno piuttosto duro per lui, viene lasciato un po' in pace dal papà, e il papà capisce che Francesco ha bisogno un po' di recuperare le forze, ma anche di ritrovare una strada, perché Francesco non sapeva bene che cosa fare della sua vita. Già i germi di questa conversione maturavano, ma lui non sapeva dare, come posso dire, una direzione, no, a questa conversione. E lì che cosa fa Francesco? Fa delle grandi cavalcate intorno ad Assisi e scopre la bellezza del paesaggio, la bellezza del creato. È lì l'inizio di questo amore per la bellezza del creato che poi Francesco svilupperà in maniera quasi viscerale. E attraverso questi occhi che si aprono sulla bellezza del creato, Francesco vede, è interessantissimo questo collegamento, la bellezza dell'uomo, anche nelle situazioni di fragilità, perché in una di queste cavalcate si accorge di un povero a cui dona un mantello. E dalla bellezza dell'uomo, anche nella sua fragilità, nelle sue cadute, vede la bellezza del lebbroso. E anche lì esperienza estetica. Ciò che gli faceva ribrezzo, lui comincia a toccare, il tatto, i sensi. Ciò che lui non accettava di vedere, comincia a vedere. Ciò che a lui sembrava amaro, comincia a sentire dolce. È tutta una dimensione estetica
tattile, visiva, gustativa che Francesco attiva. E poi da lì il crocifisso di San Damiano, un'altra esperienza estetica, di un rapporto profondo con questa opera d'arte. E dal crocifisso di San Damiano va e restaura la mia chiesa. E allora lì la restaurazione fisica delle chiese. Ecco perché le chiese francescane sono così belle. È stato San Francesco a dircelo e a dirlo ai suoi amici, ai suoi frati, ai suoi fraticelli. Va e restaura la mia chiesa. Certo si parla della chiesa in un senso spirituale, ma prima, e non è banale, Francesco si fa riedificatore di chiese. Non è che sbaglia Francesco, è un modo di interpretare le parole del crocifisso. E lì Francesco dice: per noi poveri, per noi la povertà, ma lì dove si conserva il Santissimo Sacramento, che è la bellezza di Dio tra gli uomini, l'iva l'oro e le pietre preziose. Quello che i frati non tengono per loro lo danno tutto a gloria di Dio. E la gloria di Dio passa attraverso la bellezza artistica, perché ciò che l'uomo riesce a creare di bello non è altro che specchio del creatore con la C maiuscola, la bellezza di questo creatore che riversa nel mondo. E allora non ci deve stupire che i francescani riescano a farsi avanguardia artistica, non solo grandi promotori d'arte, ma capaci di coinvolgere il meglio che offriva il mercato dell'arte all'epoca, e riescano anche, forse proprio per il loro carisma, la loro spiritualità, a suscitare opere strepitose. E allora, iniziando da San Giobbe, pensate a Giovanni Bellini, pensate alla celeberrima Pala di San Giobbe. Ovviamente abbiamo inserito anche opere che non sono ancora nei siti originari, e qui bisogna andare alle gallerie dell'Accademia per vedere questa splendida pala. Sapete come tutte le tre pale della parete laterale destra che stanno nella chiesa di San Giobbe, che oggi sono le gallerie dell'Accademia. Approfittiamo per ringraziare anche le gallerie dell'Accademia che ci hanno fornito ovviamente la possibilità di pubblicare queste opere. E allora qui Maria dentro questa splendida struttura architettonica che cita, attenzione, i mosaici di San Marco, guardate l'abside, con addirittura la citazione filologica dei cherubini che stanno sull'ultima cupola del battistero di San Marco. Non sono più i cherubini che ci parlano della scienza di Dio, come c'è scritto nel clip Ho portato dei cherubini in San Marco, ma qui c'è un'Ave Maria, grazia plena, no? Quindi sono cherubini declinati in senso mariano. E poi Maria, il bambino, pensate alla grande devozione di Francesco nei confronti di Maria, la porziuncola viene intitolata Santa Maria degli Angeli, no? E Maria, diventa la protettrice dell'ordine, e poi una serie ovviamente di santi francescani, tra cui San Francesco, che è un po' il padrone di casa. Si parte dal santo a sinistra che mostra le stimmate, si chiude con un altro santo francescano, Sant'Alvise, San Ludovico di Tolosa, e in mezzo santi che hanno a che fare con una serie di devozioni anche presente all'interno della Chiesa, San Giobbe, ma anche San Giovanni Battista. Troviamo spessissimo il Battista in ambito francescano, perché sapete che San Francesco si chiamava Giovanni, quindi c'è questa devozione anche a San Giovanni Battista, che è tipicamente francescana. E poi c'è tutto il tema dell'Immacolata, ma se volete approfondire ovviamente trovate tutte queste questioni trattate. Abbiamo cercato anche di mantenere un linguaggio certo scientifico, no? Però anche divulgativo, in modo che anche questioni teologiche un pochettino più specifiche o magari un pochettino più erudite possano essere comprese da tutte e capite da tutti. Ma poi pensate, per parlare di siti francescani femminili, alle Clarisse di Santa Chiara, con questo splendido dossale di Paolo Veneziano, il padre della nostra pittura a Venezia, che è stato recentemente studiato da Elena Caftal, che ha licenziato una tesi di dottorato molto bella e molto precisa, di lettura anche iconografica precisa di questo dossale, che è stato anche recentemente restaurato e lo trovate sempre alle gallerie dell'Accademia, con questa incoronazione di Maria al centro e poi scene della vita di Cristo collegate, e darò lettura specifica di collegamenti interni con scene della vita di Francesco, scene della vita di Santa Chiara.
Splendido anche questo, vedete sono tutti capolavori, abbiamo selezionato i più belli, anche i più significativi rispetto appunto al carisma, alla spiritualità francescana. Poi c'è Carlo Saraceni, un'opera forse meno conosciuta, siamo nella chiesa del Redentore, nella sagrestia, un'opera commovente perché Saraceni la dona ai frati e ai cappuccini del Redentore poco prima di morire, è un po' il suo testamento, e lui chiede molto umilmente ai frati quasi a restituire, diciamo, come posso dire, il dono che lui fa ai frati, di pregare per la sua anima. Quindi è una sorta di ex voto questo di Carlo Saraceni. Siamo nel 1619-1620 e qui vediamo questa estasi di San Francesco molto bella con questo angelo che va, guardate sempre la dimensione artistica, a suonare per San Francesco. Molto bella questo racconto che viene dalla letteratura francescana. Ma poi ovviamente entriamo nella grande Basilica dei Frari, il paradiso per Tiziano, questa apripista che è Maria assunta anima e corpo, in questo paradiso che è luce, festa, danza, e questa sorta di avvitamento su se stessa che compie Maria, che è un entrare, uso un termine un po' tecnico, nella circumincessio trinitaria, che vuol dire girotondo, no? Questa trinità composta da 3 persone, l'una danza nell'altra e Maria entra con questa dinamica eccezionale dentro questa danza. E poi questa enigmatica pala d'altare di Antonio da Negroponte. Siamo nella chiesa di San Francesco della Vigna e qui c'è tutta l'attenzione del botanico, dello studioso, diciamo, quasi di zoologia, di botanica, che ci dice proprio della bellezza di questo creato, di questa eccedenza di vita, no? Con le rose, i cardellini, la tartaruga, i piccioni, abbiamo riconosciuto tutti gli animali in fondo a questo trono che hanno tutto un significato morale, ma qui soprattutto c'è la bellezza del creato che emerge prodigiosa. E infine Cima da Conegliano, qui ci spostiamo a Murano, Santa Chiara di Murano, ancora questo paesaggio splendido per questo poeta del paesaggio che è Cima da Conegliano, dove addirittura il trono di Maria si fa pietra, tanto il paesaggio è permeante e fondamentale. Associata a San Girolamo, santo eremita perché le Clarisse sapete che erano monache di clausura, e Sant'Alvise di Tolosa. E anche qui un paesaggio che si fa anche trama simbolica che ho cercato di spiegare nel volume. Bene, io ho finito. Allora, intanto ringraziamo. Ringraziamo Esther per questa meravigliosa cavalcata e per la passione che trasmette e credo che ecco, quello che Linda e Esther ci hanno consegnato sia appunto una piccola sintesi, direi un antipasto, proprio perché Esther ci diceva che insomma la sensibilità è qualcosa che ci incuriosisce, ci fa venire fame e quindi ecco quello che ci hanno restituito, ma anche un po' diciamo lo stile che questo libro ha è proprio di mettersi a servizio, un po' come vorrebbe Francesco, e quindi ci darà la possibilità di scoprire, di fare esperienza e di approfondire, no? Si diceva la sintesi, la capacità anche di sintesi che anche frate Francesco, Daniel, perché tutti questi Franceschi dopo ci confondiamo, no? ci ha donato ecco, in queste schede e così questi approfondimenti. È proprio un invito a continuare a camminare insieme ed è accessibile a tutti, ecco, quindi questo è. Però vogliamo ancora, ecco, l'idea di fare esperienza, di rendere la città forse ancora più accessibile e inclusiva, permette questo anche tutta una serie di altre iniziative che stiamo portando avanti un po' come comitato. Grazie ancora. Grazie.